Quest'anno ho giocato nella prima divisione del Vision Volley, una squadra nata dalla collaborazione di due grosse società della Bassa Padovana, Top Volley e Mescu, San Fidenzio, Casale di Scodosi e San Vitale. E la nostra squadra, appunto, nata come collaborazione, in realtà è stata l'amalgama di tre squadre diverse, in aggiunta di alcune ragazze anche provenienti dalla pallavolo Este. A livello di capacità personali i livelli raggiunti sono stati più che positivi. Anche il campionato, sono piuttosto soddisfatta della quinta posizione raggiunta. Abbiamo per poco sfiorato i playoff. Penso che il punto di forza di questa squadra, soprattutto in visione dell'anno prossimo, sia soprattutto lo spirito di squadra che si è creato all'interno, nonostante la diversa provenienza di tutte le ragazze. Avendo ragazze di tre società diverse, dovevamo impostare dal punto di vista della difesa e della ricezione alcune cose fondamentali. Avevamo già visto dalla Coppa Veneto che il nostro fondamentale più importante era l'attacco, sul quale puntavamo anche durante l'arco del campionato. Direi che con questo gruppo dobbiamo puntare assolutamente il prossimo anno ai playoff, ovviamente dovendo migliorare di molto i nostri fondamentali su quali siamo scarsi. Siamo alle battute finali della stagione 2010-2011, noi del Top Volley la consideriamo sicuramente una stagione positiva per le conferme ricevute. La prima è dalle collaborazioni intraprese a inizio anno, la seconda per i risultati ottenuti. Per primo voglio ricordare la promozione in Serie D regionale della nostra prima divisione maschile, che ha iniziato un percorso dalla terza divisione qualche anno fa. Anche l'Under 14 maschile alla sua prima esperienza ha ottenuto un onorevole piazzamento. Questa squadra è stata allestita in collaborazione con la pallavolo montagnana. Sono state riconfermate tutte le categorie femminili, squadre fatte in collaborazione con il Mescu. Una citazione particolare la farei alle ragazze della seconda divisione, compagine molto giovane e di prospettiva. Le locali del Galante Intersport, in divisa giallo-blu, guidate da Giuseppe Scalzotto, giocano con l'alzatrice Nicole Gallo, l'opposto Elena Callegaro, Liliana Marchetto e il capitano Gloria Magnarello schiacciatrici, Silvia Tosato e Chiara Tinello centrali, Martina Ruviaro libero. Le ospiti del New Volley Vicenza Est, in maglia azzurra, allenate da Andrea Gennari e Claudio Vivian, schierano Giorgia Chiarello alzatrice, Chiara Battistini opposto, il capitano Serena Spagnolo e Anna Fanchin schiacciatrici, Laura Gaeta e Silvia Favaron centrali, Alessandra Campagnolo libero. In avvio lieve prevalenza delle padovane, efficaci in prima linea con Magnarello e Callegaro, che spingono il Galante sul 5-3. Le ospiti rientrano sul 5 pari, ma le locali riprendono il comando, anche se qualche errore di troppo in attacco sommato ai servizi vincenti di Spagnolo e Chiarello tengono a galla le vicentine fino al 13 pari, quando le giallo-blu fanno il break portandosi sul 18-13, sfruttando un filotto di conclusioni errate del New Volley. Un bel attacco della Fanchin e il muro vincente della Battistini riducono il gap sul 19-16, ma il Galante replica con lo splendido primo tempo di Chiara Tinello. Le ospiti si bloccano, non riuscendo più a metter giù palla, e subiscono un micidiale parziale di 6-0 che consegna il primo set al Galante Intersport. Coach Gennari cambia formazione inserendo Giada Marcolongo in banda al posto di Ilaria Rigon e il libero Federica Ceron per la Campagnolo, mentre la Fanchin viene impiegata nel ruolo di opposto con lo spostamento al centro della Battistini. Le ospiti si portano sul 3-0, spinte da Gaeta, da l'ace della Chiarello e dal contrattacco vincente della Marcolongo, ma Elena Callegaro avvia la reazione delle giallo-blu che rientrano sul 4 pari. Segue una fase equilibrata con le squadre a stretto contatto per gran parte del set. Si vedono molti errori da ambo le parti. Il Galante si affida agli attacchi di Callegaro e Marchetto. Nel New Volley buono l'apporto di Marcolongo e Battistini, servite dalle alzate precise di Giorgia Chiarello che mette a segno un altro ace. Le ospiti guadagnano un mini break di vantaggio sul 17-15 che riescono a mantenere fino al termine. Coach Scalzotto fa entrare Giulia Scalzotto per la Marchetto. Un attacco in rete della neoentrata Scalzotto manda il New Volley sul 24-21, ma le giallo-blu annullano le 3 palle set rientrando sul 24 pari col contrattacco vincente di Giulia Scalzotto.
Le risponde la Marco Longo, ma un abile pallonetto dell'Atinello ristabilisce la parità 25-25. Nuovo vantaggio del New Volley e altro set point annullato da un preciso attacco della Callegaro, 26 pari. È l'epilogo del secondo parziale. La Magnarello manda fuori un contrattacco, Serena Spagnolo invece non sbaglia, mettendo a terra il pallone del 28-26 per il New Volley Vicenza Est. Le vicentine ripartono a 1000 sorprendendo le locali con una serie di muri e contrattacchi vincenti di Gaeta, Fanchin e Spagnolo. Il New Volley scatta sul 6-1, mantenendo un ampio vantaggio fin sul 13-8, quando le padovane si scuotono con un paio di conclusioni vincenti della Callegaro e un micidiale filotto di 3 ace della Scalzotto impattando sul 13-13. Le ospiti accusano il colpo, soffrono in ricezione calando vistosamente in prima linea, mentre il galante Intersport macina punti coi contrattacchi vincenti dell'ottima Magnarello volando sul 20-15. Buona la prova del libero Martina Ruviaro che si mette in luce con alcune difese spettacolari. La Battistini sigla il 16° punto delle vicentine, ma le giallo-blu danno la spallata decisiva andando a segno con la fast della Tosato e con le potenti schiacciate della Scalzotto, conquistando il terzo set per 25-17 col muro vincente di Nicole Gallo sulla Fanchin. Il galante Intersport riparte con buon piglio, mettendo sotto pressione la ricezione vicentina. I primi tempi e le fast vincenti di Silvia Tosato, molto buona la sua gara, sommati alle bordate di Giulia Scalzotto, fanno la differenza per le padovane, che accumulano progressivamente vantaggio portandosi sul 12-7. Una battuta 3 metri. Tirare un po' di cerchiamo invece di tenere la concentrazione. Perché spronate da coach Scalzotto, le giallo-blu continuano a battere con incisività, a difendere e a passare in attacco con Tinello e Magnarello, allungando sul 20-13. Il finale scorre via senza intoppi e il perfetto primo tempo della Tosato dà il punto del 25-13 e la vittoria ai galanti Intersport. La partita non è andata così male, nonostante avessimo perso. I primi 2 set è andata bene soprattutto la ricezione e la battuta e siamo riusciti a tenere bene il gioco. Poi purtroppo siamo calate fisicamente, nell'ultimo set ci siamo lasciate un po' andare. È stato un anno difficile, soprattutto perché sì, per i risultati purtroppo abbiamo vinto solo 2 partite, però nonostante questo non abbiamo mai mollato e ci siamo soprattutto divertite e speriamo di continuare così anche l'anno prossimo, anche se saremo in un'altra categoria, speriamo insomma di vincere di più. Questa partita è andata abbastanza bene, siamo partiti bene, abbiamo vinto da subito, poi c'è stato un po' di problemi in ricezione. Per fortuna è stato buono il cambio della banda, infatti Liliana aveva male alla schiena, per quello è uscita. E del resto quest'anno non poteva andare molto meglio, visto le potenzialità di ognuna, però alla fine è andata così, siamo a metà classifica, quindi non c'è da lamentarsi. Il percorso di questa squadra è stato duramente compromesso dagli infortuni che i nostri 2 centrali hanno subito sin dalla terza partita senza più rientrare. Desidero ringraziare con un grazie alle ragazze che si sono sobbarcate le difficoltà inerenti a questi infortuni. Si sta già lavorando per la prossima stagione che si presenta molto difficile ma altrettanto stimolante. Desidero in conclusione ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e gli enti che ci danno la possibilità di giocare dando le palestre nel tutto il territorio di nostra competenza.